tutti il nastro utilizzano. Tocco del muro, c'è Bonaccurso a fondo campo, Miceli, Murato, Guzzo a fare guardia, free ball, tenta subito una palla spinta, Miceli, bella diagonale perfetta e passa con un break. Cambio nella Jolly, esce di nuovo Spanò e rientra Buiatti, esce Laurendi e rientra Cimino. Guzzo al servizio su Varamo e Varamo si propone con un tocco del muro ma buona guardia di Bonaccurso. Miceli, c'è fondocampo Puntorieri, di nuovo Varamo, Guzzo in tuffo, Miceli fregato Dal muro, sì, dal muro avversario. che spinge la palla E si riporta a -1 la Jolly. 17-16. Cimino, pallone teso, soprattutto attenzione al primo aiutato dal tempo, nastro. muro Pallone recuperato dalla Venezia. Free ball Jolly, Buiatti la smista per Varamo, attacca bene. angolino di Giacomino Varamo, fa pure rima. 17 pari. Tra l'altro si è sentito anche il tocco di Davoli su questo attacco di Varamo. Time out. Sì, time out chiesto da coach Piccioni. Fischia. Secondo arbitro durante La partita. ovviamente durante nel nome del secondo arbitro. Squadra di nuovo in campo sul 17 pari. Cimino per la Jolly. Su Bonaccorso, Murato 4. grande, a me è sembrato un muro e non un quarto tocco. A me è sembrato un 4. 4, Tutti la vediamo in maniera diversa. muro mi dice dalla regia. Vabbè, è sotto di noi. Anche l'arbitro era là. Passa in vantaggio la Jolly. Cimino al servizio. Si ferma sul nastro. Ed è di nuovo parità. 18 pari. Sono alla carica l'ex della partita, Davide Davoli, urlando ai suoi. Di nuovo nastro. 19-18, passa in vantaggio la Mezza grazie a questo colpo sul nastro. Di Miceli. Cevola. Cevola, servizio. sì. Ancora forte il suo servizio, lo sfrutta Miceli appunto. 20-18 e chiama time out mister Tomasello.
abbastanza arrabbiato con i suoi giocatori. Squadre che rientrano in campo. 20-18. Ancora Cevola al servizio. Puntorieri riceve, Bugliazzi la gira per Varamo, fa l'uso del muro avversario per ottenere il 19° punto e riportare la Jolly a -1. Mani out di Varamo. Proprio Varamo ad andare al servizio per la Jolly. Cevola la gira dall'altra parte. C'è Invasione. C'è asta, asta. Tocca l'Aosta? Sì. E quindi riaggancia la Jolly, 20 pari ancora al servizio con Varamo. Su Bonaccorso dalla parte opposta, Out. out. Non c'è tocco del muro. E altro time out in questo finale di set. Stavolta lo chiama coach Piccioni. Sul 20-21. Squadra di nuovo in campo. Sempre Varamo al servizio per la Jolly. Su Davoli. Sì, da Davoli. La Costruzione. parte grande, bella schiacciata, si tuffa Giacomino ma non intercetta. Bella schiacciata di grande. Difficile da prendere per i giocatori della Jolly. 21 pari. Riceve Puntorieri, Bugliatti al centro per Peppe Fazzari. Varamo si tuffa, Bugliazzi dall'altra parte per Remo, ancora il pallone nel campo della Jolly, la schiaccia addirittura A Bugliazzi. riprendere. Oh, incomprensione tra Davoli e il numero 20 Zuccherino. Era pronto sul pallone Davoli. Era pronto sul pallone Davoli, però poi Zuccherino si chiama il pallone, allora Davoli caccia le braccia, però poi Zuccherino non va sul pallone. Quindi di nuovo in vantaggio la Jolly. Adesso Zuccherino che ha chiesto formazione. 21-22. Fazzari al servizio. Su Davoli, attenzione, La prende Cimino, ma non ci arriva nessuno sul secondo tocco. 22 pari. La Jolly sta facendo molti recuperi, il problema è che non c'è mai nessuno sul secondo tocco. Zuccherino al servizio.
pallone su Remo, Pugliatti, ancora Remo che schiaccia. Tocco delicato nei 3 metri. Sì. E Posto Zuccherino 4, non è Zuccherino si riuscito. sdraia. Sì, non è riuscito a tenere il gioco. 22-23. Pugliatti al servizio. Su Bonaccorso, Ripoll, vediamo come viene sfruttata. Cimino sfrutta le mani di Bonaccorso per andare al match point. Pugliatti per la Jolly. Pallone Che sbuccia ci prova Davoli con un grande. piede. E vittoria della Jolly per 3-0 qui a San Pietro a Maida. Ricordiamo i parziali: 19-25, 19-25 anche il secondo, poi 22-25 il terzo. Si salutano le due squadre. Salutiamo anche noi. Aspettiamo ovviamente che finiscano i saluti. La partita che è iniziata, ricordiamo, alle 19:15, perché c'era una partita di pallavolo Serie C femminile prima di questa, Finita 3-2. tra l'altro, e quindi abbiamo ritardato l'inizio. Bene, possiamo salutarvi da San Pietro a Maida, è tutto. Noi ci rivediamo settimana prossima. Inquadra la piccolina Gabriele che gioca a pallavolo. La palla è più grande di lei. futura giocatrice della Serie A. Foto dei ragazzi. E noi ci possiamo salutare qui. Sì, settimana prossima incontreremo in casa il Diamante, quindi sabato 30 alle 18 saremo in diretta dal Palabonini, foto di rito. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci, alla prossima. Salutiamo anche zio Aldo, se ha il volume alto. Ciao a tutti.